Udienza di convalida del fermo per Alessio Battaglia, accusato dell'omicidio a Limena dell'80enne Franco Bergamin. L'arrestato ha risposto alle domande del giudice confermando la parziale confessione. Presente all'interrogatorio anche il PM che conduce l'indagine. Val Brenta, pomeriggio di mobilitazione sul Grappa per il recupero di uno speleologo che ha accusato un malore nella grotta Col delle Farine. È stato recuperato e portato in ospedale. La tragedia sul lavoro di Agna, mentre le indagini continuano per accertare la dinamica dell'infortunio costato la vita a Umberto Coghetto a Nervesa, dove il giovane abitava. La famiglia è straziata dal dolore. A Castigliere l'addio ad Andrea Canzonieri, l'operaio 21enne morto sul lavoro 2 settimane fa. A Sottomarino, a tanti giovani in chiesa sul feretro la maglia del Lanerossi Vicenza. Il caso di Alex Marangona, la famiglia del 25enne di Marcona non ci sta, così lo uccidete 2 volte, scrive il papà dopo che la procura di Treviso ha espresso l'intenzione di abbandonare l'ipotesi dell'omicidio. Scritte minacciose, maniglia di Velta, terzo atto intimidatorio in una settimana contro Udo e rete degli studenti medi a Canareggio nel pomeriggio sit-in antifascista. 8 marzo da Padova a Treviso, in tutto il Veneto cortei per la parità di genere e contro la violenza sulle donne. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Ancora il caso Bergamin in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, perché questa mattina al carcere di Due Palazzi a Padova si è svolto l'interrogatorio di garanzia per Alessio Battaglia, il presunto killer, con Federico Fusetti. Vediamo com'è andata. Si è svolto nella casa circondariale di Padova l'interrogatorio di garanzia di Alessio Battaglia, il 40enne accusato di aver ucciso Franco Bergamin, l'80enne di Limena, trovato morto il 5 marzo, il cui cadavere era stato infilato in 2 sacchi neri e nascosto in un armadio della sua abitazione. Da quanto è trapelato, Battaglia non si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pubblico ministero Marco Brusegan, ma avrebbe risposto alle domande, confermando in pratica la versione fornita subito dopo il fermo, avvenuto in un appartamento di Monfalcone. Una parziale confessione ripetuta anche in carcere, spiegando che la morte di Bergamin sarebbe arrivata nell'abitazione che i due condividevano al culmine di una lite, a suo dire degenerata, probabilmente nella notte del 22 febbraio. Ora si attende la decisione del GIP, che dovrà eventualmente convalidare il fermo e in caso decidere quale misura cautelare adottare, che potrebbe essere la detenzione nella casa circondariale di Padova, dove si trova Battaglia dopo essere stato trasferito dal comando provinciale dei Carabinieri di Padova, accompagnato lì da Monfalcone immediatamente dopo il fermo. Intanto si attende anche l'autopsia sul corpo di Franco Bergamin per accertare meglio la causa della morte, che sembra essere la frattura della base del collo, e poi gli investigatori sono a caccia del movente. L'accusa, lo ricordiamo, è di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Pomeriggio di mobilitazione sul Grappa per uno speleologo bassanese che è stato colto da malore mentre esplorava una grotta sul Col delle Farine. Vanessa Banzato. Sono durate ore le operazioni di recupero di uno speleologo 70enne colto da malore mentre stava esplorando la grotta sul Col delle Farine, in territorio comunale di Pove del Grappa, sul massiccio, assieme ad altri 3 compagni di cordata, tutti bassanesi. L'allarme è stato lanciato da un membro della comitiva uscito all'esterno, mentre gli altri 2 sono rimasti ad assistere l'amico all'interno dell'antro. Immediata l'attivazione della delegazione speleologica del Veneto e in supporto presente anche il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. È stato difficile raggiungerlo per la conformazione interna della grotta, con salti anche più di 8 metri, meandri e passaggi particolarmente angusti. Il 70enne è stato raggiunto, stabilizzato e portato all'esterno con apposita imbragatura. Era cosciente e è stato trasportato all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Torniamo sulla tragedia del lavoro ieri ad Agna in provincia di Padova, mentre le indagini continuano per accertare la dinamica dell'infortunio costato la vita al giovane 27enne Umberto Coghetto a Nervesa della Battaglia, paese dove abitava. C'è lo strazio di un'intera comunità, in particolare della famiglia. Lo amavano tutti in paese. E non si meritava una fine così. Lui era pronto per tutti gli amici, per tutti quanti, quelli che chiedevano una mano. Era buono e non doveva finire così a 27 anni. Era felice adesso col suo nuovo lavoro.
ma purtroppo l'ha reso anche alla fine della sua vita. Poche parole tra i singhiozzi per ricordare quanto splendido fosse il suo unico figlio, che a casa non tornerà più, vittima a soli 27 anni dell'ennesima tragedia sul lavoro. Mamma Silvia, in queste ore drammatiche, è circondata dall'affetto di parenti e dell'intera comunità di Nervesa della Battaglia, ancora attonita di fronte alla notizia della morte di Umberto Coghetto, il giovane rimasto folgorato mentre montava una tensostruttura nell'azienda agraria Tocchio di Agna, nel Padovano. Le indagini dello Spisal e dei carabinieri chiariranno dinamica ed eventuali responsabilità dell'infortunio mortale. Dai primi accertamenti pare che Umberto, mentre era sul cestello del furgone, si sia avvicinato troppo ai cavi dell'alta tensione con un'asta che stava utilizzando per sistemare la copertura della tensostruttura. La scarica elettrica l'ha colpito in pieno senza lasciargli scampo. Umberto Coghetto aveva studiato all'alberghiero Maffioli e, terminati gli studi, aveva lavorato in diversi ristoranti della zona. Amici e colleghi lo ricordano come un bravissimo ragazzo, volonteroso, gran lavoratore, ma soprattutto buono. È questa la parola che ricorre più spesso nel ricordo di questo giovane, sempre pronto ad aiutare gli altri e sempre felice di stare con gli amici, in compagnia. Poi il sogno di mettersi in proprio si era avverato ed Umberto aveva intrapreso l'avventura di un nuovo lavoro con la BR Technology, per la quale stava lavorando ad Agna. La famiglia è molto conosciuta in paese, la mamma Silvia Zambone ed il papà Giuseppe Coghetto, per tutti Beppe Rock, per la passione per la musica. In attesa del funerale di Umberto è l'intera comunità di Nervesa a stringersi alla famiglia. Purtroppo continuiamo a leggere queste notizie un giorno sì, un giorno no, e quando queste notizie ti toccano nel vivo, questo ragazzo abitava qui a poche centinaia di metri da dove siamo noi adesso. La famiglia era molto conosciuta, brava persona. Con l'occasione faccio le condoglianze come amministrazione, come tutta la comunità, a questa famiglia per questa tragedia. Devastante è sapere di uscire al mattino, andare al lavoro e non tornare più a casa. Questa è la cosa che più mi dà da pensare. Dobbiamo tutti quanti, anche noi come istituzioni, fare di più. Tutte le istituzioni devono capire che non è più possibile perdere ragazzi di 27-28 anni durante il proprio lavoro. E questo mentre Castignero, in provincia di Vicenza, piange Andrea Canzonieri, l'operaio 21enne morto 2 settimane fa in un incidente sul lavoro a Sottomarina. Ad accompagnare a piedi la bara di Andrea Canzonieri alla chiesa di Villa Ganzella di Castignero per celebrare il suo funerale c'erano centinaia di persone, soprattutto giovani. A 2 settimane dalla morte del 21enne nel cantiere edile di Sottomarina, schiacciato da una lassa d'acciaio, la procura, dopo l'autopsia, aveva concesso l'autorizzazione delle esequie. La procura è giusto che si sia preso il suo tempo, perché adesso devono fare tutte le indagini del caso, perché è giusto che ci sia un colpevole, anche se, come ripeto, purtroppo si arriverà a avere un colpevole, ma nessuno darà più indietro Andrea e alla famiglia, e questo è il nostro dispiacere. Oggi è il momento del dolore e della tristezza. Non verrai mai dimenticato, anzi crescerà in ognuno di noi e la tua vita continuerà con noi. Ancora non ci sembra possibile, ma questa è l'ultima volta che te lo diremo. Ciao Canzo, alla prossima. Ti vogliamo bene, i tuoi amici. Tanta la commozione dei presenti che hanno voluto esprimere il sostegno alla mamma e alle sorelle con cui Andrea viveva. Per lui il lavoro rappresentava soprattutto sostegno alla famiglia. Un esempio per tanti ragazzi è stato ricordato nei discorsi ufficiali. Sulla bara l'abbraccio dell'Anerossi Vicenza con una maglia autografata dai giocatori, l'ultimo omaggio della società biancorossa ad un tifoso speciale dopo l'abbraccio della Curva Sud del Menti nel derby con l'Arzignano domenica scorsa. Su tutti campeggiava lo striscione con la scritta «Ciao Andrea». Andrea era buono, volenteroso, umile, altruista, sportivo, sorridente. Ha fatto l'animatore nei centri estivi, si faceva ben volere da tutti, aveva tanti progetti in testa e cercava un futuro migliore. Si è impegnato molto nel lavoro per essere di sostegno alla sua famiglia. Grazie per essere stata la persona incredibile che hai. Mi manchi più di quanto avessi mai pensato fosse possibile. Ci rivedremo, amico mio. Fino a quel giorno ti terrò sempre nel cuore.
Un altro giovane, il caso di Alex Marangona, dopo gli sviluppi sull'inchiesta che vi abbiamo dato ieri. Il papà di Alex, Luca, non ci sta e sui social condivide uno sfogo: così lo uccidete 2 volte. Ti stanno uccidendo una seconda volta, noi condannati a un ergastolo di dolore che ci sta consumando dentro e portando via le poche energie e forze rimaste, sempre più soli e abbandonati da tutti e tutto, mentre chi ti ha fatto questo continua a essere protetto e libero di fare i suoi sporchi comodi. Affida ai social la sua rabbia a Luca Marangoni, il papà di Alex, il 25enne di Marcon, scomparso nella notte tra il 29 e il 30 giugno scorsi dall'abbazia di Vidor, dove si trovava per un rito sciamanico, e ritrovato 3 giorni dopo su un isolotto del Piave qualche chilometro più a valle. Lo sfogo di papà Luca arriva dopo che la Procura della Repubblica di Treviso ha palesato la sua intenzione di derubricare il capo di imputazione del fascicolo d'indagine da omicidio volontario a morte conseguente da altro reato. La relazione finale del medico legale sembra infatti escludere aggressioni da parte di terzi. A uccidere Alex sarebbe stata la sola caduta dal terrazzo dell'abbazia. Chiara la dinamica, molto meno le cause, in attesa anche della parola definitiva sui test tossicologici. Non è stato facile reperire i reagenti per verificare la presenza di ayahuasca e dei suoi derivati. Il punto per la procura è dirimente. Le sostanze che potrebbe aver assunto Alex non hanno provocato una reazione mortale dell'organismo, ma potrebbero in ipotesi aver provocato un comportamento tale da porre in pericolo e compromettere la vita di Alex, un comportamento per cui Alex, in preda a una mente obnubilata, sia caduto più o meno volontariamente, più o meno consciamente dalla terrazza. Insomma, quello di Alex per gli inquirenti non è omicidio ma nemmeno suicidio. Attualmente il fascicolo è contro ignoti, resta da capire se lo rimarrà anche con la derubricazione del reato. In ogni caso non sarà facile stabilire un rapporto di causa ed effetto, magari con un possibile coinvolgimento dei 2 curanderos, finora mai formalmente indagati e di fatto introvabili. La cosa certa è che ancora non abbiamo acquisito delle loro dichiarazioni. Da un lato quindi l'indagine procede, destinata però a cambiare pelle, dall'altro il dolore e i dubbi di un'intera famiglia che non si rassegna, che parla di un muro di menefreghismo da parte delle istituzioni. Spero almeno nella giustizia divina, scrive infine Luca Marangona. Riposa in pace, dolce angelo. Terzo atto intimidatorio contro Udu e rete degli studenti a Canareggio. Siamo a Venezia, dove nel pomeriggio è stato organizzato un sit-in di protesta antifascista. Oggi siamo qui in piazza dopo essere arrivati questa mattina ad aver trovato nuovamente delle scritte intimidatorie, fasciste ed omofobe sopra la porta della nostra sede. Auguri di morte a gay e comunisti, frasi inneggianti a Mussolini e la maniglia della porta di Velta. Per il 3° giorno consecutivo la sede delle associazioni studentesche veneziane è stata vandalizzata, e questa volta con messaggi e danni più gravi dei precedenti. Dopo le croci celtiche disegnate sulla vetrata e il lancio di un oggetto coperto da un telo nero, ma gli studenti non si fanno intimorire. Siamo pronti a scendere in piazza per ripetere che Venezia è una città antifascista e che noi continueremo a fare aggregazione all'interno dei nostri spazi, negli spazi scolastici, universitari, all'interno delle piazze, nei quartieri, nei sestieri, e continueremo a lottare per una città antifascista. In tutto questo il governo e le istituzioni, Ca' Foscari, UAV, il Comune di Venezia e l'amministrazione comunale rimangono in silenzio. Il silenzio in questo caso è complice. E proprio per non tacere, gli studenti si sono ritrovati nel pomeriggio in oltre 300 con striscioni, cartelloni in campo Saffa Venezia. Il problema non sono solo gli atti vandalici che subiamo ogni giorno sulle nostre sedi e anche in giro per la città, o le scritte sulle pareti della nostra sede che inneggiano a Mussolini, ma sia le realtà che queste azioni le compiono, quindi le associazioni giovanili, i partiti giovanili di estrema destra, sia le istituzioni e i partiti di maggioranza del governo che non si dissociano da questi eventi e che soprattutto fanno sentire queste persone con le spalle coperte. Pretendiamo l'immediato scioglimento di queste realtà, che l'antifascismo sia un valore fondante del nostro paese, come è scritto nella Costituzione, e che le istituzioni e i partiti prendano provvedimenti. Torniamo nel Vicentino, domani Bomba Day a Montebello.
Scatta il terzo Bomba Day in meno di 3 anni a Montebello Vicentino. L'ordigno della Seconda Guerra Mondiale è stato trovato a metà gennaio nel corso dei lavori di scavo legati alla nuova linea ferroviaria ad alta capacità, alta velocità, sepolto a 10 metri dal punto in cui nello scorso novembre era stata trovata una bomba gemella. Anche in questo caso, infatti, si tratta di un ordigno di 230 kg, 1,25 m di lunghezza, sganciato dall'aviazione americana, come avvenuto nelle 2 precedenti occasioni, il 24 aprile del 2022 e il 15 dicembre del 2024, il centro coordinamento dei soccorsi, coordinato dalla prefettura, sarà allestito in municipio. Alle 7:30 inizia lo sfollamento da parte di residenti interessati dal perimetro del perimetro rosso, quindi il perimetro individuato di sicurezza. Sono circa appunto un centinaio, il perimetro è di 468 metri e devono essere fuori di casa entro le 8:30, perché alle 9 inizieranno appunto i lavori di messa in sicurezza ed espoletamento dell'ordigno bellico rinvenuto all'interno del cantiere TAV. Le operazioni di disinnesco ad opera dei guastatori paracadutisti di Legnago, appartenenti all'8° Reggimento della Folgore, inizieranno alle 9, la stessa ora in cui verrà chiuso fino al termine delle operazioni il tratto dell'autostrada A4 tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore. L'interruzione della linea ferroviaria Vicenza-Verona era invece già prevista da tempo per l'esecuzione di lavori legati alla TAV ed è il motivo per cui per il disinnesco della bomba è stata preferita la data del 9 marzo. La criticità appunto riguarderà la viabilità, in quanto oltre alla linea ferroviaria già chiusa da oggi e che riaprirà lunedì mattina, dalle 9 di domani sarà chiusa anche la rete autostradale, quindi avremo un riversamento del traffico autostradale sulla rete ordinaria e soprattutto sulla strada regionale, che l'altra volta appunto ha avuto criticità in quanto si sono formate anche colonne di qualche chilometro. Ritorniamo sulla questione del Tribunale della Pedemontana. Dopo la presa di posizione dei sindaci di Padova, Vicenza e Treviso arriva l'invito del primo cittadino bassanese. Approfondiamo il tema assieme, dice Finco, e facciamo una manifestazione per chiedere che il governo decida una volta per tutte. Sì, i miei colleghi sono liberi di incontrare chi vogliono, ma forse prima di andare da Nordio farebbero bene ascoltare anche il territorio che tutti noi sindaci rappresentiamo, che è un territorio di 500.000 abitanti, una delle zone più ricche a livello nazionale, e forse rappresentiamo molto di più rispetto a quei 3 rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati. Eccola la risposta alla nota diffusa nelle scorse ore dai sindaci di Padova, Vicenza e Treviso, che hanno incontrato i presidenti degli ordini degli avvocati del loro territorio. Al netto dell'annuncio di voler andare a bussare alla porta del ministro Nordio per parlare del tribunale, che viene visto dalla Pedemontana come un'intrusione bella e buona, Finco apre al dialogo e invita i colleghi ad approfondire il progetto e, fra le righe, a non farsi tirare per la giacca. Ma la realtà è quella di un progetto che ormai è giunto al punto di non ritorno: o si va avanti o tutto finisce su un binario morto, per sempre stavolta. Ci troviamo veramente ad un bivio. È solamente una questione di volontà politica. Se il ministro Nordio crede in questo progetto, prende il testo che è già pronto e lo porta in Consiglio dei Ministri. Poi ci saranno i tempi parlamentari, però visto che c'è una maggioranza solida a livello nazionale, entro un anno potremo portare a casa il Tribunale. Finco fa notare come i presidenti degli avvocati di Padova, Treviso e Vicenza portino avanti gli interessi della categoria, mentre sul Tribunale della Pedemontana grava l'interesse di un territorio che ha già fatto sentire la propria voce. Questo è un territorio che, al di là dei colori politici, sta lavorando unito e compatto su questo argomento. Invito tutti coloro che hanno un ruolo politico, che sono contrari, prima di inseguire gli ordini degli avvocati che, ripeto, fanno i propri interessi, di venirsi a confrontare con noi. Il sindaco di Bassano annuncia infine una manifestazione per fare in modo che risulti chiaro una volta per tutte quanto l'intero territorio abbia a cuore questo progetto. A breve organizzeremo anche una manifestazione in città con tutti coloro che fino adesso hanno sostenuto questo progetto, chiedendo fortemente al ministro Nordio di prendere posizione in merito, perché ormai questa è una minestra che viene riscaldata da 13 anni, il territorio è stanco di continue promesse poi non mantenute. Oggi, ripeto, c'è un governo solido ed è solamente una questione di volontà politica.
Detto questo, può succedere di tutto e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Anche quella di dire a un'area di 70 comuni con 500.000 di abitanti e il PIL di un piccolo Stato benestante che il suo diritto a un presidio di giustizia era troppo piccolo di fronte ad altri interessi. 8 marzo, giornata internazionale della donna, manifestazioni, cortei e iniziative in tutto il Veneto, da Venezia a Treviso, così a Padova. In Italia il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, le forme più gravi delle quali sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Il corteo è partito alle 9:30 dalla stazione di Padova ed è arrivato davanti a Palazzo Moroni, il municipio, un paio d'ore dopo, attraversando il centro e le piazze. C'era da celebrare la festa della donna, l'8 marzo, i temi di attualità declinati al femminile. Lo slogan è lotto, boicotto, sciopero, decine di cartelli e striscioni, 1 migliaio le persone che hanno partecipato al corteo. Donne giovani e meno giovani, famiglie, uomini, tutti pronti a lottare, a rivendicare, a condannare la violenza sulle donne, il patriarcato, i femminicidi, la discriminazione dei meridionali, la guerra in Palestina. Per il maschilismo e perché oggi non è una festa ma una lotta continua per i nostri diritti e per la parità di genere e tutto ciò che stiamo dicendo qua. Questo giorno è molto importante per me perché anche in Russia è un giorno grande, ma in Russia ha un altro significato, giorno di fiore, ma per me è un giorno di lotta di donne e anche ho fatto attivismo in Russia e credo che è molto importante per noi. L'8 marzo è ogni giorno che succede qualcosa, ogni giorno che non succede qualcosa è l'8 marzo. L'8 marzo, 25 novembre, tutte queste date dovrebbero essere tutti i giorni. Per combattere per i diritti delle donne e anche delle comunità transfemminista. Secondo me, lei com'è la situazione attuale? Non è messa tanto bene per niente, anzi. Servono giornate così? Servono assolutamente, anzi dovrebbero essercene di più. Il corteo, controllato da vicino dalle forze dell'ordine, ma vissuto senza tensioni, ha visto alternarsi sul palco chi voleva accendere un faro sul trattamento riservato alle donne anche oggi, 8 marzo, che non può essere una giornata di festa. È una giornata di lotta oltre che di festa, sì. Oggi non è una giornata di festa, oggi è una giornata di denuncia, come sta dicendo, una giornata di denuncia verso la violenza che viene data verso nei confronti dei corpi femminili, transgender, di qualunque corpo. Non è una giornata di festa l'8 marzo, non è mai stata e non lo sarà mai. Sapete della polemica interna a tutta la Lega sulla concomitanza tra Vinitaly e Congresso federale previsto per il 5-6 aprile a Firenze. Vi abbiamo dato ampio conto di varie prese di posizione, tra cui quella di Roberto Marcato, assessore della Lega, che ha chiesto di posticipare il congresso. Ebbene, ci sono le parole del segretario Salvini riportate dall'ANSA. Io vado da sempre al Vinitaly, se posso ci andrò anche quest'anno, ci sono 2 giorni di congresso della Lega, non posso stare dietro a tutte le fiere che ci sono in Italia, lo ha detto appunto Salvini a Bologna, definendo invenzioni giornalistiche le notizie di proteste da parte della Lega Veneta per la concomitanza dei 2 appuntamenti. Il congresso della Lega si fa e ci saranno Zaia e tutti i leghisti veneti. Capisco che i giornalisti abbiano tanto tempo da dedicare alla polemica, aggiunto, ma il congresso della Lega è una cosa seria, anche il Vinitaly è una fiera importante che dura diversi giorni, non penso che una cosa escluda l'altra. Staremo ovviamente a vedere se la polemica che c'è finirà qui. Per il momento è tutto dal Veneto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.